Allora, siamo in chiusura, proprio ultimo giro velocissimo. E questa volta cominciamo da lei. Patto di stabilità, come siete messi? Cittadella dice tutto sommato non male, riuscite a mantenerlo? Avrete difficoltà, farete tagli importanti? Allora, il Comune di Cittadella ha sempre rispettato il patto di stabilità. Diciamo che abbiamo sempre anche utilizzato quelli che sono i plafond messi a disposizione dalla Regione e dallo Stato quest'anno con il decreto 35. Quindi siete abbastanza tranquilli? Siamo abbastanza tranquilli. Sul fronte degli investimenti è chiaro che il problema è reperire risorse fresche per poi fare investimenti. Quello è il problema generalizzato in ordine anche alla crisi che stiamo vivendo. Il patto di stabilità dobbiamo mantenerlo perché altrimenti sono trasferimenti in meno l'anno venturo. E come mantenerlo oggigiorno con l'indecisione di quanti soldi ci trasferiranno per l'IMU è difficile, cosa che per andare in sicurezza abbiamo dovuto bloccare tutte le spese previste da qua fino a dicembre. Vuol dire spese, un esempio? Spesa corrente, l'asfaltatura anche di una strada oppure il taglio dell'erba o la sistemazione di qualche albero che magari è in bilico o gli interventi nelle scuole per la messa in sicurezza magari di qualche finestra o di qualche porta. Assolutamente. Ecco, poi se un comune ha vocazione turistica questo è dannoso, estremamente dannoso all'immagine. Patto di stabilità velocissimo. Sì, no, penso che lo rispetteremo, ma lo dobbiamo rispettare perché altrimenti le sanzioni sono talmente enormi. Il problema vero per un comune come il nostro sono gli investimenti che di fronte, voglio dire, parliamo del 2008, il plafond, quindi la cifra erano attorno ai 4 milioni e mezzo di euro per strade, scuole e varie opere. Oggi siamo a 350 mila euro. Lo stesso comune, ecco, rendiamoci conto, i cittadini a volte non mi credono, ma è questo l'assurdo. Per quello auspichiamo che il governo decida presto di modificare le regole del patto di stabilità. La stessa domanda anche a voi, se poi come rappresentante ANCI avete intenzione di intraprendere qualche via? Il patto di stabilità dal 1° gennaio di quest'anno è in vigore anche per i comuni sotto i 5.000 abitanti. E guardate che l'impatto nelle piccole realtà non lo vediamo soprattutto quest'anno perché grazie al cielo il bilancio era già buono e quindi siamo riusciti a farlo rispettare, lo rispetteremo, ma si vedrà nei prossimi anni. Il patto di stabilità nei piccoli comuni vuol dire che non si farà nessuna manutenzione, ma ne varrà della sicurezza delle strade, degli edifici scolastici, ma per gravi servizi. A segnalare la cosa in modo forte a Roma? Guardi, ne abbiamo ormai, penso che hanno scritto non so quanti interventi e abbiamo visto la galleria dei ministri, non parlo più di quale governo, perché tanto ne abbiamo, che tutti hanno assicurato, siamo consapevoli di questo problema. Ma non ne frega niente, vabbè. Non più che non fregare, mi pare che il problema ormai sia diventato contabile. Ma guardate che qui si uccide il paese, perché il patto di stabilità vuol dire anche uccidere le economie locali, perché quando non si fa più nessun tipo di investimento, anche quelli piccoli, non lavorerà più l'artigiano, non lavorerà la piccola impresa, l'elettricista piuttosto che l'idraulico, piuttosto che il falegname, ma anche questa economia si esce fuori dalla crisi anche con i cantieri sociali, l'hanno fatto anche nel dopoguerra questo, ma l'aveva fatto anche Roosevelt con New Deal, cioè io dico bisogna anche pur capire che la crisi ha bisogno anche di terapie d'urto, che non passa solamente sui tagli ma anche sugli investimenti. Infatti. Detto questo, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, ringraziamo i sindaci che sono intervenuti, ringraziamo voi di aver partecipato, avremo presto l'occasione di altri confronti, sappiamo che sono molto sentiti da tutti quanti voi cittadini perché effettivamente è il primo impatto che c'è con il territorio, con le amministrazioni, poi vedremo se intraprenderanno alcune strade, quali soprattutto. Appuntamento come sempre a domani, vi aspetto, buon proseguimento.